Buonasera, da Mogadiscio vi parla Emilio Fede. Siamo nel giardino della residenza del presidente della Repubblica Democratica Somala, il generale Siad Barre, il quale ha voluto riceverci cortesemente per illustrare, per dare una spiegazione a quelle che sono state le decisioni più importanti che il presidente ha preso e ha annunciato al popolo in occasione delle celebrazioni ultime, quelle del terzo anniversario dell'indipendenza dell'avvento della rivoluzione somala. Decisioni che riguardano la nazionalizzazione, ad esempio, delle scuole e che interessano anche, vorrei dire, Presidente, direttamente o indirettamente l'Italia. E può dirci perché questo è avvenuto? Questo è avvenuto naturalmente, come sempre, per tutelare l'interesse del popolo somalo in relazione al suo nuovo indirizzo politico e riguarda particolarmente circa le scuole per far parlare il popolo somalo un unico linguaggio, un unico indirizzo politico e anche culturale. Come lei sa bene, non è stato soltanto nazionalizzato le scuole dirette da paesi non somale o enti private, ma è stato anche introdotto la lingua somala, come lei lo sa bene, e resta scritta in carattere latino o romano, come si vuol dire. Non è, mi scusi Presidente, una porta chiusa all'Italia? Non vedo perché. Io ho visto il ministro Gaiati e gli ho chiarito. Ho detto, sento un po', la decisione l'abbiamo preso come sempre per questioni di principio e di carattere generale. Quando si fanno delle decisioni del genere non si può dire questo paese si fa e contro questo paese non si fa. Non è una cosa giusta, è una forma di discriminazione, a noi non piace. Ma tutto dopo che la decisione è ormai presa, ma dopo possiamo parlare se avete degli interessi, per esempio per la comunità italiana in Somalia, possiamo benissimo lasciare certe scuole per i loro figli, così come altre piccole comunità minori possiamo sempre lasciare perché possono istruire i loro figli. Se per esempio ci sono altre cose da parlare e aggiustare, siamo disposti. Gli ho detto, guardi, faremo nostre cose in famiglia, tanto l'Italia, abbiamo detto prima, ha un ruolo speciale in Somalia, un rapporto speciale e come tale noi onoriamo questo nostro precedente dichiarazione e decisione politica. Comunque, Presidente, si può escludere che ci sia una porta chiusa all'Italia e alla lingua italiana, forse anche in considerazione del fatto che qui l'italiano si parla, lo parla anche lei. Beh, caro amico, lei può capire che io parlando con il ministro Gaiati l'ho pregato di ufficialmente lasciare i maestri e docenti italiani in Somalia perché continuano ad insegnare la lingua italiana. Come lei lo sa, la nostra università è diretta e insegnata all'italiano. Scuole medie stesse, scuole medie superiori, e continueranno così come prima.